Buonasera, alle principali notizie. A Palermo maxi blitz antimafia, arrestati nuovi vertici dei mandamenti Noce e Brancaccio. I boss gestivano persino i POS per riscuotere il denaro e sostenere le famiglie dei carcerati. La droga venduta sui social. A Siracusa, scoperto un drive-in della droga per concessioni rapide direttamente su strada, smantellate 2 piazze di spaccio, 11 gli arresti. I comuni siciliani chiedono alla Regione più risorse in finanziaria. Ha presentato un documento che analizza i servizi sociali, la gestione dei rifiuti, delle strade e di tutti i progetti che gli enti locali non riescono a realizzare per mancanza di fondi. Coldiretti in piazza a Palermo per chiedere una gestione più efficiente dell'acqua. Resta ancora emblematica la crisi idrica ad Agrigento e Trapani nonostante la pioggia di queste settimane. A Catania, strade sempre più colabrodo, esasperati automobilisti, ciclisti e tassisti alle prese con buche e avvallamenti del manto stradale. Si chiama Sport Out, il progetto di inclusione per chi è affetto dalla sindrome dell'autismo promosso dalla Fondazione Bene dal Comune di Catania. Calcio, il Catania verso la gara a Potenza, forte di punti, morale e bel gioco. Intanto Telecolor aumenta l'offerta con altre 3 gare dei rossazzurri da trasmettere in chiaro. Buonasera, dunque droga e mafia, 50 arresti a Palermo, azzerati i mandamenti di Brancaccio della Noce, la droga arrivava dalla Campania e veniva venduta online anche su Telegram. Orazio Longo. La droga arrivava dalla Campania portando nelle piazze delle province di Palermo, Catania e Trapani grosse quantità di cocaina e hashish e riempiendo le casse dei mandamenti mafiosi. A Palermo una maxi operazione della squadra mobile del commissariato di Brancaccio e del Sisco, coordinati dalla DDA, ha portato all'esecuzione di 50 misure cautelari. Con 4 diverse inchieste è stato dato un duro colpo ai clan di Brancaccio e della Noce, accuse a vario titolo dall'associazione mafiosa all'estorsione, dall'intestazione fittizia di beni all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per 19 indagati il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. Sequestrati 2,5 quintali di hashish e 4 kg di cocaina. Secondo il procuratore Maurizio De Lucia, i mandamenti mafiosi hanno come obiettivo quello di accumulare ricchezza, facendo ricorso al mercato degli stupefacenti. Al di là della repressione penale che noi, le forze di polizia, possiamo esercitare, il problema è offrire alternative serie di vita a una grande parte della popolazione giovane di questa città. È stato rinvenuto un libro mastro con entrate e uscite relative alle vendite degli stupefacenti. Inoltre, oltre alle tradizionali piazze fisiche, è stata anche accertata una piazza virtuale su Telegram. Sul profilo aperto c'era la foto di Al Pacino nel ruolo di Tony Montana nel film Scarface. E non va meglio a Siracusa perché è stato scoperto un vero e proprio drive-in della droga, concessioni rapide direttamente in strada, 2 le piazze di spaccio azzerate, 11 gli arresti. Desiree Ferlito. Un sistema criminale strutturato, con a capo un vertice già in carcere per associazione mafiosa e un'intera fetta della città trasformata in mercato della droga a cielo aperto. In un quartiere vicino alla stazione ferroviaria di Siracusa era stato allestito un vero e proprio drive-in dello spaccio, concessioni rapide e continue dalla strada. 11 gli arresti tra Siracusa, Catania, Floridia e Canicattì Bagni, 2 le piazze di spaccio smantellate. Il gruppo criminale riconducibile al clan Santa Panagia avrebbe progressivamente monopolizzato il traffico di sostanze stupefacenti nel siracusano. Nel corso dell'attività investigativa sono stati arrestati in flagranza 4 soggetti, sequestrati 6 kg di cocaina, armi da fuoco detenute illegalmente e 153.000 euro in contanti. Sigilli anche su beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 500.000 euro. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzioni e porto di armi comuni e clandestine, ricettazione e autoriciclaggio. È di una donna di 55 anni il cadavere ritrovato nel pomeriggio sulla scogliera di Mazzarona, una periferia nord-est di Siracusa. Pare che sia allontanata la donna in mattinata da una RSA, da una residenza protetta, per poi non farne più ritorno. Potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale finendo giù nel dirupo. Al momento la polizia non esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo.
I comuni siciliani chiedono più risorse in finanziaria alla Regione. Lo hanno fatto presentando un documento che analizza situazioni dei servizi sociali, dei rifiuti, delle strade, di tutti i progetti che non possono essere realizzati proprio perché non ci sono i fondi. Sentiamo Manlio Viola. Lo hanno chiamato il paradosso Sicilia. Aumentano le entrate per la regione, ma a fronte di più soldi disponibili aumentano anche i comuni in dissesto e crollano gli impegni di spesa nel sociale, con la conseguenza che tutte le province siciliane sono in fondo alle classifiche sulla qualità della vita. È l'allarme di ANCI Sicilia, l'associazione dei comuni dell'isola, che oggi all'Ars ha presentato il proprio rapporto sulle condizioni dei servizi per i quali mancano fondamentalmente i soldi. Davanti a un aumento incredibile di flusso di denaro nelle casse della regione siciliana, di contro abbiamo i paradossi che accadono nei comuni siciliani. A fronte di un aumento aumentano i comuni in dissesto e in predissesto, a fronte di una mancanza di sicurezza non possiamo assumere personale, ad esempio nella polizia locale. Rispetto ad alcuni temi nelle politiche sociali abbiamo un riscontro che nei capitoli di spesa della nuova finanziaria che si prevede di approvare non ci sono fondi per le politiche sociali. Non c'è più dialogo fra comuni e governo e la regione, denunciano i comuni e chiedono interventi in finanziaria per le autonomie locali, ma lo fanno rivolgendosi al Parlamento. Ci rivolgiamo all'Assemblea regionale che è ancora in tempo per fare degli interventi sulle materie più importanti come la mensa scolastica, il trasporto lurnipendolari, su tutti questi temi che, ripeto e ribadisco, non farebbero altro che, se trattati bene, in progressione, insieme ai fondi comunitari e alla spesa comunitaria, farci scalare le classifiche. Asili, mense, scuole, disabili psichici, rifiuti, strade e tanto altro concludono dall'ANCI. È ormai arrivata l'ora di cambiare strada. In 7.000 hanno manifestato oggi a Palermo contro una gestione schizofrenica della gestione dell'acqua. Sono appunto gli agricoltori della Coldiretti. Emblematica resta la situazione per le città di Trapani e Agrigento che vivono ancora la crisi idrica nonostante le piogge di queste settimane. Sentiamo Marco Gullà. Agricoltori e produttori della Coldiretti hanno sfilato questa mattina per le vie centrali di Palermo per dire basta ad una gestione dell'acqua schizofrenica. Non è possibile avere ancora dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo, sistemi di distribuzione arcaici che nulla hanno a che vedere con un'agricoltura moderna, dicono i manifestanti, in tutto circa 7.000. Basta soprattutto vedere acqua che continua a essere svasata dalle nostre dighe. Chiediamo un piano invasi che permetta di distribuire l'acqua anche nel periodo invernale in maniera tale da avere un coefficiente idrico più alto anche nel periodo estivo. Problema acqua in città come Agrigento e Trapani anche a causa di una burocrazia asfissiante. La Coldiretti propone per far fronte all'emergenza una strategia organica con un progetto regionale per la realizzazione di sistemi di pompaggio, riutilizzo delle acque depurate e raccolta della pioggia. Parliamo sempre di emergenza, ci siamo un poco scocciati, dobbiamo cominciare a pensare in maniera funzionale a risolvere il problema dell'acqua. Adesso ci occupiamo dell'inchiesta Pandora. Dopo 12 anni, dichiarata la prescrizione, il Tribunale di Catania ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per tutti gli imputati. Orazio Longo. Era il 2013 quando l'inchiesta Pandora si occupò dei presunti affari illeciti legati al mondo della formazione regionale. Ci furono arresti e sequestri. Dopo 12 anni arriva l'ultimo atto, con la terza sezione del Tribunale di Catania che ha deciso per il non luogo a procedere per tutti gli imputati, dichiarando la prescrizione. Il processo era stato incardinato su presunte irregolarità nella gestione di enti di formazione e di alcune società del gruppo riconducibili all'imprenditore Giuseppe Saffo e al nipote Francesco Luigi Cavallaro. La prescrizione è scattata dopo che il collegio giudicante ha riqualificato in truffa nei confronti dello Stato il reato contestato dalla procura, che era di peculato. Per Saffo e Cavallaro l'accusa aveva chiesto la condanna a 14 anni di reclusione ciascuno. Oltre a loro, altri 20 sono stati prosciolti dal tribunale. Soddisfazione, nonostante che con la prescrizione non si entri nel merito delle contestazioni, hanno espresso i legali del collegio difensivo. Certezza l'abbiamo avuta che nell'ambito dei corsi di formazione certamente questi non erano fittizi, ma tutti i corsi che sono stati contestati comunque sono stati svolti regolarmente. Un punto fermo si è giunti, insomma a un certo punto si è ridata anche dignità agli imputati.
Siamo tornati ad occuparci delle strade Colabrodo a Catania. Abbiamo raccolto l'esasperazione di automobilisti, ciclisti e tassisti alle prese con buche e pericolosi avvallamenti del manto stradale. Tonino De Mana. Non se ne può più, signori miei. Tutti esasperati tutti, dagli automobilisti ai ciclisti, dagli autisti di bus ai tassisti, alle prese con buche ed avvallamenti che rendono il transito pericoloso e dispendioso, facendo però la gioia di gommisti e meccanici. Altro che Etna, i crateri si trovano anche in pieno centro a Catania. Questa voragine dà il benvenuto a chi proviene dal porto e sotto gli archi della Marina non va meglio, visto che da anni si va avanti solo a rattoppi. Situazione ancor più complicata in via 6 Aprile, ridotta ad un sentiero di guerra. Qui raccogliamo lo sfogo di un autista di bus che percorre ogni giorno il tratto Centuripe-Catania. Buche, rischiamo di spaccare qualche gomma. Con la macchina bene o male si riesce a svigolare, ma con l'autobus è più complicato evitare una buca. Certo, le prendiamo piano piano, però facciamo lo stesso. Sembra bombardato il Viale della Libertà, dove segnaliamo una serie di buche all'altezza di Piazza Principessa Yolanda. Vado a piedi, ci sono tantissime buche, sì, e faccio fatica con la bicicletta, soprattutto in questa via Umberto. Corsia preferenziale solo di nome, con buche ed avvallamenti che rendono problematico il transito di autobus, taxi e persino mezzi di soccorso. Immaginate il paziente a bordo di quest'ambulanza. Alle lamentele si aggiungono anche pedoni e negozianti. Però se non c'è manutenzione è chiaro che poi le cose vanno sempre per peggiorare. Ma quanto è fastidioso ascoltare il rumore dei mezzi che passano sulle buche? Allora è molto fastidioso, anche perché io ci sto tutto il giorno qua, quindi ne sento continuamente. E nei quartieri periferici è anche peggio, basti pensare ai crateri di San Giovanni Galermo. Una breve pausa, ci occuperemo di un progetto Sport Out dedicato per l'inclusione alle persone affette da autismo. Un progetto di inclusione per la sindrome dell'autismo, Comune di Catania e Fondazione Ebbene insieme per Sport Out. Il progetto è stato presentato oggi a Palazzo degli Elefanti. Sentiamo Tonino De Mana. Collaborazioni virtuose per un cambio di passo verso l'inclusione. Il sindaco Trantino lo afferma con un pizzico di orgoglio in conferenza stampa presentando il progetto Sport Out, promosso dalla Fondazione Ebbene in coprogettazione con il Comune di Catania. L'iniziativa intende migliorare la qualità della vita di 30 bambini con spettro autistico attraverso attività sportive mirate a favorire benessere, autonomia e socializzazione. È un connubio importante, sport e disabilità nel caso di specie dello spettro autistico e ovviamente lo sport diventa uno strumento essenziale per la socializzazione, quindi sport diventa inclusione. Pratica sportiva inclusiva grazie al contributo della Regione siciliana. Questi progetti nascono con un decreto ministeriale che noi come Regione abbiamo recepito con le risorse che ci sono state assegnate, 8 milioni e 100 euro, e una parte di questa è la linea B, proprio quella dedicata allo sport, dove i comuni sono capofila. In Sicilia su questa linea gravitano 9 comuni, uno di questi è appunto Catania con questo progetto Sport Out, che serve a una idea di integrazione socio-assistenziale ma anche lavorativa di queste persone che hanno queste disabilità. Di estrema attualità l'omicidio-suicidio di Corleone con la figlia autistica uccisa dalla madre. Quello che è successo a Corleone è una sconfitta per tutti noi, per tutti gli operatori sociali. Questi progetti servono non solo ai ragazzi, ma servono perché aiutano le famiglie a non essere sole, servono a vedere un cambiamento nella vita dei ragazzi, servono a costruire una normalità di cui spesso i familiari sentono il bisogno. Sport Out è un mosaico di competenze che unisce istituzioni, terzo settore e realtà sportive in un lavoro condiviso al servizio delle famiglie. 15 anni di carcere, la pena disposta dal Tribunale di Marsala questa sera nei confronti di Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara, accusato di aver curato Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Tumbarello è imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo la Procura Nazionale Distrettuale Antimafia di Palermo, il professionista avrebbe avuto in cura Messina Denaro sapendo che si presentava con l'identità del geometra Andrea Bonafede, suo favoreggiatore e già condannato.
Ad Agrigento, al Palacongressi, ha ospitato la cerimonia per l'89° anniversario della morte di Luigi Pirandello. Studiosi, istituzioni e artisti insieme per celebrare il genio agrigentino. Letture, interventi accademici e l'omaggio degli studenti hanno trasformato la commemorazione in un vero viaggio nell'eredità sempre attuale del Premio Nobel per la letteratura. Davide Sardo. 89 anni senza Luigi Pirandello, ma ad Agrigento la sua voce, la sua visione, il suo pensiero continuano a risuonare più vivi che mai. Alla Palacongressi studiosi, attori e studenti hanno ricordato oggi il genio che ha cambiato per sempre la letteratura italiana. Penso che Pirandello oggi come allora abbia questo giudizio delle maschere che è ancora attualissimo e anzi oggi più che mai. E il giudizio sicuramente che avrebbe ai giorni nostri sarebbe sicuramente molto più aspro rispetto a quello dei suoi tempi sicuramente. Rappresenta quello che è la crescita personale per gli adolescenti di questo periodo, più che altro perché gli adolescenti nei social non riescono più a trovare quello che è il vero essere di loro stessi. Una mattinata di studi e testimonianze, dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani ai docenti provenienti da tutta Italia per ribadire l'attualità di un autore che continua a interrogare il nostro tempo. Forse quello che si potrebbe fare, secondo me, sarebbe ampliare o diversificare, differenziare le opere che di solito noi leggiamo di Pirandello. Forse bisognerebbe anche riscoprire alcuni drammi, come per esempio Come tu mi vuoi, che io trovo di un'attualità davvero incredibile, con tanti legami con la storia. Spazio anche alla lettura di Catena Ronica e all'omaggio del progetto Pirandello. Un applauso che diventa un ponte tra passato e futuro in una città che non smette di onorare il suo figlio più illustre. Ci fermiamo, breve pausa, poi la pagina dello sport con il calcio e gli impegni delle squadre di Serie C. Eccoci al calcio, il Catania da 3 gare a questa parte comincia benissimo le partite, indirizzandole ci proverà anche a Potenza domenica. Si valutano intanto le condizioni di Martic, Pieraccini e Donnarumma per una possibile convocazione. Telecolor aumenta l'offerta delle partite trasmesse in chiaro. Marco Carli. Gli approcci stanno diventando un fattore in casa Catania. Dopo la sconfitta di Casarano, i rossazzurri hanno messo insieme 3 vittorie consecutive, derivate anche da 3 gol nei primi minuti. Forte con il Latina, ancora l'attaccante poco dopo il primo minuto di gioco a Picerno, Corbari con il Crotone dopo il colpo di testa di Lunetta e la parata del portiere. Una squadra che ascolta oltre che fare gruppo. In partite dal tempo effettivo sempre più ridotto, aveva detto Toscano, l'avvio delle gare diventa fondamentale. Gli etnei proveranno ad avere lo stesso atteggiamento a Potenza, dove il Catania giocherà domenica per la penultima di andata, col fermo obiettivo di restare davanti a tutti in classifica. Ci sarà il rientro di Di Tacchio e si lavora per il recupero di 3 giocatori, Pieraccini, Donnarumma e Martic. I 3 non lavorano integralmente in gruppo, il primo potrebbe farcela, ovviamente non per essere impiegato dall'inizio. Su Donnarumma si lavora ma le possibilità sembrano buone, Martic si allena per esserci alla prossima. Intanto Telecolor fa un regalo di Natale ai tifosi aumentando la produzione legata al Catania. Dopo essersi aggiudicata per questa stagione i diritti esclusivi del pacchetto dirette differite sintesi del club rossazzurro, la nostra emittente compie un altro passo avanti integrando la propria offerta con altre 3 gare esterne da trasmettere in chiaro, oltre a quelle già acquisite in avvio di campionato. Una larghissima parte del cammino in trasferta della squadra di Toscano nel corso del girone di ritorno sarà dunque visibile gratis su Telecolor. In casa col Cosenza il Trapani, in trasferta Cava dei Tirreni il Siracusa, un weekend impegnativo per le altre 2 siciliane di Serie C. Francesco Triolo. Nell'ultima giornata del 2025 si incroceranno al De Simone, Siracusa e Trapani, ma intanto nel prossimo weekend devono affrontare 2 partite impegnative. La corsa salvezza del Siracusa passa sabato dal Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, trasferta insidiosa per gli azzurri che fanno sempre la corsa su Foggia e Picerno per sganciarsi dall'ultimo posto in classifica e poi puntare alla zona fuori dai play-out. Gli Aretusei svolgeranno venerdì la rifinitura in città e poi si trasferiranno a Cava, dove il tecnico Marco Turati potrà contare nuovamente sull'attaccante Molina al rientro dopo la squalifica, ma non ci sarà Candiano squalificato ed è in dubbio anche il difensore Puzzone.
Assenze anche in panchina, viste le squalifiche contemporanee sia di Turati che del suo vice Spinelli. Giocherà sabato anche il Trapani che al provinciale riceve la visita del Cosenza, 5 vittorie nelle ultime 7 partite, terzo posto in classifica per i calabresi alle spalle di Catania e Benevento, al pari della Salernitana fermata proprio dalla squadra di Aronica nell'ultimo turno. Importante per il tecnico granata il recupero di Di Noia e Fischnaller, le 2 novità rispetto alla partita della Reghi dove non sono stati schierati. L'obiettivo è quello di centrare i 3 punti così da rientrare nella griglia dei playoff prima della fine dell'anno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.